praticamente qua, se non ricordo male, su questo, qua avevano trovato una qua, sulla tomba, Sì. quella antica, non ricordo male, e poi hanno trovato anche le ossa penso del cimitero che è stato portato qua. Sì, possono essere. Poi invece iniziano, vedo che c'è la sacca poi là fanno la pianta. E lì sono le fonti battesimali, quella che era esterna alla chiesa, perché una volta prima di entrare in chiesa poteva essere utilizzato solo le chiavi. E poi questa l'hanno fatta rientrare, questa era dentro, era quella come si usava nella tradizione. C'è qualcuno qui? Per favore, potreste parlarmi? Ma sbaglio o va meglio? C'è qualcuno in questa chiesa? Potreste rispondermi? Potreste rispondermi? Ci sono antichi romani in questa chiesa? Perché mi pareva di aver sentito parlare latino. Ma potrei parlare con il longobardo che è sepolto qui? Mi hanno detto che era un gran signore. Faccio una domanda, posso parlare con Longobardo? Non è che chiudiamo la porta. Guarda che quaglia, sono dimenticati di stare. Potrei parlare con il signore Longobardo. Sei tu che hai costruito su questa collina. Raccontate un po' la storia di questo posto, voi che siete qui in questo posto consacrato.
Infatti accendere questo strumento con mano, basta che l'ho toccato e l'ho avvicinato. E io non ti sento bene, rispondimi tu alle domande che ti faccio. Sei qua, mi fa piacere che sei qua, ti sento, però se mi funzionasse un po' sta cosa non sarebbe male. Noi siamo onorate di essere qua a parlare con voi, mi fa piacere, a voi fa piacere che noi stiamo parlando con voi. Se vi fa piacere, potete accendere questo strumento per piacere con mano. Dai, avvicinatevi un attimo, non vi fa male. È una luce come un'altra, che rivela la vostra presenza qua. Noi non vi possiamo vedere solo se toccate questo strumento. Sappiamo che non lo fai accendere. Che non lo bravo. Oh, così mi piace. Bravo, hai capito come si fa. Bravissimo. Vedi che è facile e non fa male. Hai capito che eh sì, quando si accendono le lucette? Se l'hai capito, falle accendere. Vuoi comunicare con noi? Se sì, fai accendere le lucette. Difficili? Se sì, accendi di nuovo. Guarda che siamo qua per te noi, Siamo venuti per voi, non per te, per tutti voi. Perché è un onore per noi parlare con voi. Ci concedete questo onore? Che bella nottata. Adatta per queste cose proprio. Che avremmo bisogno di silenzio, ma silenzio l'abbiamo avuto ben poco. Ringrazio tutti voi per averci ospitati e per aver parlato con noi, perché sicuramente avete parlato, ma era fuori quel modo, e per aver interagito con questo strumento quando l'avete... Ah, no, sono stata io. Ciao, mi dici ciao? Dimmi ciao facendo accendere questo strumento. Dai, toccalo che è un saluto per noi. Equivale a un saluto. Dai, salutaci e noi andiamo via. Non ci vuoi salutare? Dai. Che ti costa? L'hai fatto anche prima. Prendi energia da questo strumento per cambio. Niente? Nada? Allora, chiudiamo qua la sessione, abbiamo fatto di nuovo tutto il castello, come al solito non abbiamo potuto fare il castrum, perché come sentite è un disastro, e va bene così, vediamo a casa cosa è venuto fuori. Grazie, buonasera.